Amici bellini, allora, noi oggi ce ne andiamo live post partita per l'Italia, però il Napoli ha parlato Osimhen e volevo, visto che abbiamo i blocchetti, volevo fare traduzione letterale perché vedo cose, abbiamo Houston, abbiamo un problema con queste traduzioni e con chi riporta poi le cose. Cominciamo. Allora, io sono onoratissimo, Bruno Conti, io sono onoratissimo della presenza, si scherza, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete la precisione, l'approfondimento, quello proprio nei minimi dettagli, perché non mi piace quando poi si arronza. Ecco, l'arronzare non mi piace, visto che sono tantissimi blog, visto che tutti, c'è un numero pazzesco di giornalisti, di professionisti che si occupano del Napoli e devono farlo come si deve. Io poi vado in freva se non si fa come si deve e se scopro che gli youtuber sono più professionali di chi fa i blog. Questo non vuole essere un dissing, perché vorrei evitare, non ne ho mai fatti e ne farò uno solo a fine campionato. State tuned per il dissing mio. Però attenzione quando si riportano le notizie, quando le riportano, perché molto spesso non le riportano e io leggo, mi arrivano le cose. Osimhen giura amore, Napoli è una città dove restare per tanti anni. Attenzione signori miei, attenzione. Quindi con un ambrabam tattico andiamo a fare tutte le cose. Ringrazio tutti voi che mi avete scritto sul video di ieri. Questa è la maglietta poi che ha riscosso più successo. I rumori, calmati. Questa qui, ovviamente sono piaciute anche le altre, ci sono altre cose, anche la grande bellezza è un bellissimo suggerimento. Penso che le metterò poi a tempo debito, le metterò poi a disposizione sul fluido.net. Non posso mettere a disposizione quelle là, ovviamente Coca-Cola, e per sfizio, per completezza, questa poi ci arriviamo a questa cosa qua. Questa cosa qua, ecco qua, Area Napoli mi fai un pochino, mi fai dispiacere, ecco, mi fai dispiacere Area Napoli, perché spuntano sui social nuove idee così e fanno un articolo dove poi postano la maglia di Tore Falanga senza citare me, ma non ha importanza perché non solo io ho fatto il video che viene da Tore Falanga, però ovviamente ce le siamo scambiate con gli abbonati, le varie immagini, e poi sono arrivate anche su Twitter come dove poteva essere, e quindi può essere pure che l'hanno presa da Twitter così, però sarebbe bello poi informarsi ma chi l'ha fatta eccetera eccetera, e bisogna dare atto a Tore Falanga che poi l'ha fatta in fretta e furia, quindi non si è nemmeno preoccupato poi di firmarla, perché l'ha fatta così, eravamo tra di noi. Ovviamente che fai? Questa te la perdi? Perché poi il rumor vuole anche che i rumors che arrivano potrebbe non essere Coca-Cola, potrebbe essere un'altra. Allora io ve la faccio vedere, così è più difficile da copiare, dovete bloccare proprio nel momento ideale. Questa che fai? Te la perdi? Questa di Tore Falanga? Oppure quest'altra che poi ho detto, Tore Falanga, tu devi mettere HMSC Crociere che secondo me resta, la patch Serie A, che fai? La togli, non la metti? E poi anche l'amico River Johnny si è divertito, ha fatto anche una per la Salernitana, Lioner ne ha fatta un'altra, insomma me ne stanno arrivando tantissime, anche questa semplice, molto bella, e quindi ci stiamo divertendo. È un giochino, ci divertiamo, è pura fantasia, non ha importanza. Quello che non è pura fantasia sono le parole di Osi. Allora leggete qua, questa è la traduzione che fa Google, ok, in automatico sul video, l'intervista su LGEB TV. Fatemelo dire bene, perché la cosa sfiziosa è questa, è che voi se lo cercate io volevo trovare l'intervista originale, non perché non mi fidi, per carità, di chi traduce le interviste di quelli del Napoli, però perché conosco i miei polli. Allora io vado a leggere, no, intervista a chi? LGBT TV, no, è LGBT, no LGBT. Quindi se voi cercate LGBT TV non lo trovate, trovate solo i copia e incolla scopiazzanti di tutti i vari blog che si copiano anche tra di loro.
uno ci arriva per primo e non sappiamo chi è, e gli altri copiano e stracopiano e scopiazzano, no? E quindi tutti quanti hanno scritto LGBT senza minimamente preoccuparsi di controllare la fonte, di vedere se è una fake news. L'intervista esiste, ma è LGBT, no LGBT. E quindi, dato che per fortuna mia io conosco l'inglese, io non ho bisogno di leggere la traduzione automatica che fa Google, anche perché, signori miei, Ozzy ha il suo accento, Ozzy ha il suo accento personale, che è uno che è nigeriano, che poi ha vissuto in Germania, che ha vissuto in Francia e che poi è arrivato in Italia. Hanno un accento tutto particolare e mica l'intelligenza artificiale di Google riesce ad acchiappare tutte le parole. Qua io leggo clothes, che significa vestiti, che significa abbigliamento, e ho letto, leggete, veramente incredibile, loro giocano a calcio, si riferisce ai tifosi, amano il calcio davvero tanto, amano l'abbigliamento. E sai, vai in città, vedi come loro idolatreranno Maradona, ed è incredibile. Non amano l'abbigliamento. I tifosi del Napoli non amano, o meglio, lo amano, ma non è quello che aveva intenzione di dire Osimhen. Amano l'abbigliamento, come a dire amano la maglia, ma non è così, perché ascoltate bene. Napoli is a whole different. Napoli should be like a country, because it's a whole different type of feeling when you go there as a player. Then I see the reason why a lot of players spend so many years there, because the love they show to their players is really massive, and they bleed football. They love football a lot. They love their club a lot, and you know. Quindi, volendo riassumere, lui dice a love, cioè nella traduzione c'è a love, ma lui intende a lot, cioè molti, non l'amore. Poi dice they love the show, amano lo show, no, the love, they show, cioè l'amore che loro dimostrano, sempre rispetto ai tifosi. They played, quando loro dicono giocano a calcio, no, they, qua non è chiaro nemmeno a me, che io sento they bleed. And they bleed football there. Football, no? Loro sanguinano calcio, che sarebbe anche una frase bellissima, ma secondo me lui intende breathe, cioè loro respirano calcio, si nutrono di calcio, e poi si chiude con their clothes, con il loro abbigliamento, ma lui intende their clothes, squad, quindi non è assolutamente vero questo. E se mi venite a dire giura amore eterno perché dice Napoli è un posto per restare tanti anni, no, perché lo dice in maniera diversa. Andiamo per ordine. Si comincia con la storia che dice, perché poi non voglio che i tifosi quella ha giurato amore eterno, è il nuovo Higuain. Assolutamente no. Se noi poi dobbiamo fare delle nostre dimostranze, dobbiamo essere onesti, e Osimhen ha sempre detto io il sogno di giocare in Premier League ce l'ho. Lui è mentalizzatissimo per vincere a Napoli quest'anno, poi dopo non si sa, ragazzi, quindi non dobbiamo poi andarcela a prendere con ragazzi e dire ma tu avevi detto che a Napoli bisogna rimanere tanti anni, che 3 anni sono tanti anni. No, lui non ha detto così. Prima di tutto lui ritorna alla sua com'è che sei così forte adesso, e fa un ritorno al passato. Dicevo, quando sono andato in Germania io già tenevo 3 time surgery al ginocchio destro e pure la spalla, e qualcuno gli diceva non farai più di 4 gol in Serie A, non farai più di 4 gol in Serie A. Lui quindi ogni volta che fa un gol lui pensa agli haters che praticamente gli dicevano che non avrebbe fatto niente in Serie A. The League is becoming a reality, quindi la vittoria dello scudetto sta diventando una realtà. Ma Spalletti, e questa è la cosa più bella di tutta l'intervista, perché cosa vi dissi io? L'unico problema che può avere il Napoli è un problema di presunzione, di troppa fiducia nei compagni. Dice vabbè, tanto il compagno ci mette una pezza, Kim farà il miracolo, tanto Osi segnerà, e invece no. Perché guardate come ce n'è, proprio perfetto questa risposta di Osimhen. He doesn't believe, Spalletti, he doesn't believe that the job is done until it's done. Non crede che il lavoro sia finito finché non è stato fatto, finché non è finito. E nessuno nello spogliatoio è in high spirit, sai, tutto contento e entusiasta, e stanno tutti positivi about how good we are. Cioè non si trastullano, ecco, tra di loro e dice mamma mia come siamo bravi questa volta, così no. Working like surviving relegation significa loro lavorano in allenamento come se stessero lottando per la retrocessione, e questa è una cosa bellissima. Ecco perché noi vediamo quello spirito al 90°, vediamo quando siamo in vantaggio 3-0 facciamo il 4-0 come se stessimo lottando per la retrocessione. Grazie a Osi che ce lo spieghi, che bellezza.
Poi, io sto da 3 anni, dice lui, poi cita Anghissà che sta da 1 anno, ovviamente questo è il secondo anno, ma cita il suo amico Anghissà, cita Di Lorenzo il capitano, cita Mario Rui come leader che stanno ricordando agli altri, so tutto così, perché la Juve, la stagione è importante, i dettagli sono importanti, senza i dettagli non si vinceva. Ricordiamo a quelli nuovi cosa è successo l'anno scorso, che eravamo già in vantaggio e poi ci hanno aiutato per quel, e invece no. Quindi loro si sentono lì i leader, perché poi si dice allora il Napoli ha vinto perché non ha i leader. No, ce li ha, ma sono cambiati, hanno un altro tipo di mentalità. Poi ritorna sul discorso di quando colpì la signora alla Spezia, che lui dice no, la signora ha detto ma non ti preoccupare, capita allo stadio, lui dice no, non esiste proprio, mi scuso, e ha accettato le sue scuse, e ogni volta che lui vede una manifestazione d'amore vuole dimostrare amore back, vuole dare quello che riceve. Il tifoso con l'Atalanta che poi ha contattato, lo chiamo, voglio andare a cena, va oltre. Osimhen alle volte sembra comportarsi come Gulam si comportava all'epoca, veramente va oltre quando può. La maschera è la sua identità in questo momento, non se la vuole togliere, anche se si deve togliere le placche della surgery che ha avuto, se la vuole tenere per sempre perché si diverte troppo, che oramai è la sua identità, e vede per esempio i compagni che gli mandano le foto dei figli che indossano la maschera, perché oramai è diventato un personaggio mitologico, è un supereroe, ai bambini piace avere gli idoli dei bambini, ricordiamoci, adesso abbiamo Kvara, abbiamo sì, bellissimo. E poi nel finalissimo dice Napoli should be a country. Napoli è un posto diverso da tutti gli altri posti, dovrebbe essere un paese a sé, una nazione a sé. I see the reason why a lot of players spend a lot of years here. Capisco le ragioni per cui un sacco di giocatori spendono tanti anni qui. Non ha detto io spenderò tanti anni, oppure io ho capito che a Napoli si deve spendere. Capisco quelli che è un pochino diverso, l'amore è enorme, Maradona, i Murales, eccetera eccetera. Insomma, bravo Osi, non ti fare male, non sudare Kvara. Noi oggi ci andiamo a vedere la nazionale, tra un po' gioca pure Elmas che pure ha parlato, grandi complimenti a Spalletti, gli mettono un po' le parole in bocca a Elmas, quindi non c'è bisogno nemmeno di dirlo, però Elmas lo fa in italiano, quindi non c'è bisogno della traduzione. Da New York, Valerio Fluido e tutto, non sono arrabbiato, no, per carità, è che c'ho una cosa, altrimenti tutti uguali, quelli che parlano della. Io una cosa abito a New York e quindi sono stato costretto ad imparare l'inglese. Se vi sta bene, se no non fa niente. Dice New York, Osimhen ha detto che ai napoletani ci piace l'abbigliamento. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.